Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Cagliari-Bologna, finita con il risultato di 1-0. Spero che non me ne vogliano gli amici juventini che mi seguono, se ci sono, però io oggi prendo in prestito tra l'altro immagine bellissima di Semplici con tutto il gruppo squadra torna al campo e Capozucca messo in mezzo, sono immagini spettacolari queste. E stavo dicendo, prendo. Tra l'altro Vicario fomentatissimo, cose veramente belle. Gli rubo lo slogan, ovvero vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E oggi il Cagliari, il primo tempo ha giocato secondo me bene, un primo tempo abbastanza recente. Il secondo 0, scusate, ma mi devo mettere un attimo alla luce. Il secondo 0, perché il secondo secondo me abbiamo fatto cacare, abbiamo fatto veramente cacare. Però, ripeto, non abbiamo preso Semplici per fare il bel gioco o per fare cose simili. Abbiamo preso Semplici perché bisogna fare risultati, bisogna portare a casa cose concrete. Le cose concrete sono i punti e la storia, diciamo così. Ci dice che Semplici in 2 partite ha ottenuto 6 punti. Quindi è questo di cui avevamo bisogno. Siamo riusciti a sorpassare, ad uscire dalla zona di retrocessione, anche se c'è un Torino che dovrà recuperare 2 partite. Però per il momento siamo fuori dalla zona di retrocessione ed è comunque un qualcosa di importante, soprattutto a livello mentale. Poi ragazzi, per quanto riguarda la partita, che vi devo dire? Mi è piaciuto Clavan, non ha giocato per niente male. Mi dispiace per Rugani che sia uscito per infortunio. Tra l'altro abbiamo fatto un acquisto della Madonna. Io spero che venga riscattato Rugani perché veramente è tanta roba. Godin sempre più capostipite della difesa. Non male anche Ceppitelli. Del centrocampo più o meno benino tutti. Nessuno che secondo me abbia brillato. Un elogio giusto a Marin per l'assist a Rugani, però tolto quello non mi ricordo un qualcosa di particolare di nessuno del centrocampo. Nandez ha giocato sorprendente bene a sinistra, che possa essere quello il suo nuovo ruolo, perché io mi aspettavo Zappa a sinistra, e invece ci ha giocato Nandez, e ci ha giocato anche bene. Non me l'aspettavo, inaspettata, unexpected. E poi Simeone, il gol che si è mangiato Simeone. Il gol che si è mangiato Simeone. Questo non si sblocca più, raga. Questo non si sblocca più, porca troia. Io sono sempre stato scioliniano, se così si può dire. Però basta, cioè, questo veramente non si sblocca più. Simeone, svegliate, sbloccate, te prego. Sbloccate. Poi sui subentrati, se vogliamo guardare l'intento con cui è entrato in campo, l'unico che secondo me ha giocato bene è stato Cherry, perché è entrato per sostanzialmente perdere tempo. E De Iola che si è magnato quel gol all'ultimo. Come corre strano pure De Iola. Boh, vabbè. E che altro dire, raga? Non lo so, sono contento, sono veramente contento. Seconda vittoria consecutiva, da quant'è che non capitava? Da quant'è che non vincevamo 2 partite di fila, raga? Da un bot, dall'anno scorso sicuramente. Sono veramente contentissimo. Vittoria che fa morale. Dobbiamo continuare così, sperando che la situazione pure del Torino possa finire il prima possibile. Teniamo le dita incrociate e adesso testa alla Samp, anche quella partita ostica. Samp che tra l'altro ha pareggiato il derby, quindi secondo me gli eroderà pure un pochetto il culo. Noi andremo a Genova e dovremo giocare bene, perché comunque le squadre dei Ranieri sono belle quadrate, belle toste da affrontare, molto tattiche.
E secondo me sarà un buon banco di prova per semplici, veramente. Poi mi sento di dire questa cosa, regà, non, se eventualmente ci sarà qualcuno, non critichiamo il mister per il gioco. Perché adesso come adesso, secondo me il gioco conta zero, conta il risultato. Secondo me poco importa come viene portato a casa il risultato. Conta che si portino i 3 punti a casa. Quindi non criticate semplici solo perché abbiamo giocato di merda. Perché secondo me abbiamo giocato di merda, però se giochiamo di merda e portiamo a casa i 3 punti, dovremo giocare di merda tutte le partite allora. Niente ragazzi, il video finisce qui. Vi mando un bacione, fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!